Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento quest'oggi dedicato alla prevenzione sismica, perché continuano ad arrivarci dal Venezuela le immagini del terremoto che ha seminato morte e distruzione, scenari che anche noi in Italia purtroppo abbiamo conosciuto, e se la California aspetta il Big One, il grande terremoto, anche in Sicilia è probabile un forte terremoto nei prossimi 50 anni, non lo dicono dei complottisti, lo dicono anche i massimi esperti di protezione civile. Di questo tema così importante e delicato parliamo oggi con gli ospiti che vi presento subito. In collegamento abbiamo Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti. Benvenuta. Buon pomeriggio. E qui in studio con noi c'è l'ingegnere Luigi Bosco, esperto in progettazione di strutture antisismiche. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, dottoressa Margheriti, intanto lei dirige un organismo di importanza strategica in un paese sismico come l'Italia. Lei ha trascorso gli ultimi 30 anni proprio all'interno degli NGV e tra l'altro è la prima volta che una donna arriva al vertice. È un organismo intanto strategico perché voi monitorate costantemente i movimenti della terra, è così? Sì, abbiamo una rete sismica a scala nazionale di più di 600 stazioni che arrivano in tempo reale qui a Roma e che vengono utilizzate per localizzare gli eventi sismici che avvengono sul territorio nazionale. Siamo in contatto costante con la Protezione Civile Nazionale, col Dipartimento, per dare loro comunicazione di tutti gli eventi che superano le soglie di risentimento. Chiaramente per ogni soglia che può far cambiare le azioni da fare, le procedure da attuare, noi abbiamo dei protocolli specifici e siamo in continuo contatto sia con la protezione civile ma anche con il pubblico attraverso i canali web, attraverso i canali social dell'INGV. E voi siete in grado già in 2 minuti appunto di dare allerta e di entrare in contatto con tutte le autorità che vengono coinvolte in queste operazioni, perché la tempestività è importantissima naturalmente in questi casi, come ci insegnano, ma non ce ne sarebbe bisogno, anche quanto sta accadendo in Venezuela. Voi avete anche elaborato negli anni varie mappe di pericolosità. Le chiedo appunto, la Sicilia come si colloca in queste mappe di pericolosità? Allora sì, la mappa di pericolosità è legge dello Stato da diversi anni, dal 2004 quando è stata iniziata, nel 2006 quando è stato fatto il decreto. La Sicilia è senz'altro una delle regioni ad altissima pericolosità sismica. Infatti storicamente nel territorio siciliano si sono verificati alcuni dei terremoti più importanti e più energetici rispetto alla sismicità italiana in generale. Ecco, ci dicono gli esperti, a commento di quanto sta succedendo, che la pericolosità di un terremoto non dipende soltanto dalla magnitudo del sisma, ma da una serie di fattori, fra cui naturalmente la consistenza del terreno, la densità abitativa, ma anche la capacità di gestire questi fenomeni. Eh sì, certo, diciamo che noi quando studiamo le possibili sorgenti sismiche andiamo a vedere, appunto, a dare una stima della pericolosità, che è esattamente la probabilità che un certo scuotimento del terreno venga superato nei prossimi anni. Diciamo che la mappa attuale per quanto riguarda la legge si riferisce ai prossimi 50 anni e la probabilità che questo scuotimento, questo valore di scuotimento venga superato come riferimento è quello del 10%, quindi in Sicilia ci sono aree dove c'è più del 10% di probabilità che venga superato uno scuotimento alto del terreno, quindi accelerazioni molto forti che devono essere tenute in conto quando si progetta. E in questo senso questo è il primo input, il primo tassello per il rischio sismico. Il rischio sismico poi si compone anche dell'esposizione, quindi del valore esposto che è sul territorio, e della vulnerabilità poi dell'edificato. Quindi questi 3 fattori sono molto importanti e determinano insieme il rischio sismico. Ecco, ma se un terremoto di quella intensità venisse da noi in Sicilia, secondo lei che cosa accadrebbe?
Purtroppo, diciamo, terremoti di magnitudo sopra 7 appunto in Sicilia si sono verificati, ricordiamo quello importante della Valle di Noto del 1693, nonché diciamo l'evento del 1908 dello Stretto di Messina. Che ha un Quelli sono, record, diciamo, fra l'altro, per numero di morti, questo del 1908. purtroppo sì, collegati anche all'accadimento di un maremoto collegato al terremoto che ha portato ulteriore distruzione nelle città di Messina e di Reggio Calabria. Quindi è uno scenario che non possiamo ignorare e dobbiamo sicuramente conoscere quali sono i piani di protezione civile del comune in cui noi viviamo, quindi è importante, tutti i comuni italiani hanno dei piani di protezione civile che tengono conto del rischio sismico e che quindi hanno, diciamo, poi attuano delle procedure e delle intente a mitigarlo questo rischio. È Allora, importante anche conoscere proprio il certo. E rischio forse diciamo della su propria questo noi zona. siamo un po' indietro perché non c'è una vera e propria cultura della prevenzione. Adesso vado tra qualche minuto dall'ingegnere Bosco, ma prima parlavamo di protezione civile, abbiamo interpellato il direttore della protezione civile regionale Salvo Cocina proprio su questo tema. Ascoltiamoli in questa prima clip. Questa è una terra sismica, non è il terremoto che fa i morti, ma sono le case che crollano e diventano purtroppo, come abbiamo visto in Venezuela, le tombe per le persone che restano sepolte sotto. Si è fatto tantissimo negli ultimi 30 anni, anche a partire dai fondi stanziati con la legge di Santa Lucia, terremoto di Santa Lucia, fu avviata la prima politica di prevenzione sismica in Sicilia, in Italia devo dire. Il problema è che sono gocce in un mare. E fa bisogno per mettere in sicurezza tutti gli edifici a rischio. Nella Sicilia orientale si parla di centinaia di migliaia di edifici a rischio, ammonta a decine e decine di miliardi e chiaramente è incompatibile con le risorse economiche. Per questo non si può fare subito una prevenzione sismica immediata, si può fare con un programma serio, trentennale, quarantennale, che piano piano metta in sicurezza e robustisca gli edifici esistenti o demolisca gli edifici che non sono antisismici. Purtroppo il costume di molti cittadini vuole spendere magari tantissimo per le piastrelle del bagno, per l'arredo, per le finiture e non guardare invece la struttura entro cui si fanno queste ristrutturazioni. Questo appunto è un invito che faccio a molti: guardate anche le murature, i muri portanti, guardate i pilastri perché sono essenziali per la sicurezza. Con questo avete sentito l'appello del capo della protezione civile regionale. Intanto, ingegnere Bosco, partiamo da questa frase: non sono i terremoti che uccidono, sono le case che crollano. Questo è il primo dato. Purtroppo abitiamo tutti in una casa, naturalmente sono case che risalgono a varie epoche e qui c'è il problema, ci vogliono i soldi naturalmente per adeguare le case e questo naturalmente impiegherebbe insomma, parlavamo di miliardi di euro. Guarda, io è da diversi anni che lotto, forse come Don Chisciotte contro i mulini a vento, sostenendo la necessità e il dovere morale di attivare una legge speciale per la messa in sicurezza sismica della Sicilia sudorientale. E questo per tre motivi. Il tempo di ritorno dei sismi fortemente distruttivi in questo territorio è pari a 300-500 anni. Sono passati 333 anni dal 1693, pertanto siamo nel pieno del periodo di ritorno di questi grandi sismi. Soltanto a partire dagli anni 80, esattamente dall'81, diversamente da altre realtà, il territorio ha avuto una protezione attraverso una normativa antisismica, sì, con il risultato che in atto il 70-80% delle costruzioni è privo dei requisiti per resistere a terremoti di forte intensità. Allora, fermiamoci qui, quindi soltanto il 70% potrebbe sopportare. Dottoressa, le chiedo se condivide questa stima sui cicli dei terremoti, cioè ogni 500 anni potrebbe tornare un grosso sisma e siamo circa a metà, partendo da quando? Dal 1693, il grande terremoto siciliano, dice siamo ben oltre la metà, quindi è vero che non si possono prevedere, ma dovremmo cominciare a prepararci.
Dobbiamo sicuramente prepararci perché appunto, come dicevamo, la mappa di pericolosità indica una probabilità superiore al 10% che si superi questa accelerazione di 0,3G in alcune aree della Sicilia sudorientale. I cicli non sono così regolari purtroppo, quindi appunto purtroppo non riusciamo a prevedere i terremoti. Sicuramente è chiaro che la deformazione legata alla tettonica a placche è una deformazione costante e quindi lo sforzo si accumula, quindi questo ci potrebbe far pensare a una ricorrenza ciclica. Purtroppo abbiamo visto insomma anche in aree dove le velocità delle placche sono maggiori e dove era stata riscontrata una ciclicità chiara, non sempre questa ciclicità viene rispettata, quindi è comunque il momento di prepararsi, perché è bene farsi trovare pronti e perché comunque dobbiamo pensare, come diceva l'ingegnere della protezione civile, dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo pensare che quando compriamo una casa la struttura e la resistenza a una possibile scossa è un valore importante da tenere in conto. Le chiedo ancora una cosa. A volte anche ristrutturazioni piccole possono aiutare a non avere il crollo della struttura, basta veramente legare semplicemente le pareti di un edificio in muratura per renderlo molto più resistente. Ingegnere, noi abbiamo avuto in Italia il bonus 110% che prevedeva sia il cosiddetto cappotto termico ma anche appunto una tutela, un adeguamento sismico. È stato utilizzato, è stato sfruttato? Guardi, volevo chiudere un attimino il terzo motivo per cui dobbiamo sentire questo dovere morale e subito rispondo alla sua domanda. Nella graduatoria dei terremoti a maggiore intensità nella storia sismica italiana e in quelle che hanno fatto il maggior numero di vittime, la Sicilia detiene due tristi primati. Il terremoto di Messina, quello del numero dei morti, sì, e il terremoto della Val di Noto determinato dalla faglia ibrea maltese del 1693, la massima magnitudo 7,31, che è grosso modo paragonabile a quella che ha colpito il Venezuela. Veniamo adesso al bonus. Deve pensare che Catania il 10 gennaio aveva del 1693 20.000 abitanti, il 12 5.000 abitanti. Allora l'operazione Sisma Bonus che fu fatta assieme all'Eco Bonus, diciamo, perché non è stata sfruttata? È stata sfruttata per la parte sismica semplicemente per il 5% degli importi. Io quando fu emanata questa norma, pur apprezzandone lo spirito, perché per la prima volta si decideva di intervenire, ho denunziato immediatamente che al contrario di un rifacimento di un cappotto o di un isolamento termico, l'intervento di messa in sicurezza sismica di un edificio è qualcosa che ha bisogno di tempi più lunghi, riunioni condominiali, convincimento da parte della popolazione, perché la popolazione, così come poi leggerò una frase che mi ha sempre colpito di Zamberletti, si deve preparare a fare qualcosa che non è leggero, è traumatico all'interno degli edifici. Cioè fare un intervento di adeguamento sismico è molto più diciamo, impegnativo per una famiglia rispetto al cappotto termico. Ci sono molti sistemi, diciamo, ad esempio l'isolamento sismico alla base, che è un criterio diciamo, importante ad esempio negli ospedali, perché contrariamente agli altri interventi gli edifici non crollano e non subiscono danni, addirittura qualcuno dice che è possibile continuare ad operare in un ospedale diciamo, mentre c'è il terremoto, però ci sono degli interventi che sono invasivi. Ora si cerca di sviluppare anche sistemi come esoscheletri che agiscono sull'esterno, diciamo, però sempre il fastidio c'è. Allora bisogna, e non è un intervento che si può fare con la stessa velocità con cui si fa un cappotto esterno. Tant'è che, come ci spiegava, solo il 5% l'ha voluto fare. Diciamo, dei fondi sono stati utilizzati in questo senso. Dottoressa Margheriti, torno a lei, perché dicevamo appunto non c'è questa sensibilità, non c'è né nella classe politica e né
poi forse neanche nel singolo cittadino, che un po' deve essere anche abituato. Ma perché mentre in America, in California, si parla da decenni, ed è un po' nell'immaginario collettivo, questo Big One, cioè sono tutti preparati a questo grande terremoto, noi invece, che pure diciamo rientriamo in questa probabilità, non ne parliamo mai. Cos'è? Fatalismo? Beh, sicuramente diciamo la tettonica a placche si muove nell'area del Mediterraneo, specialmente in Italia, con velocità diverse, più lente rispetto alla California o rispetto al Giappone, dove avvengono terremoti anche più grandi. E poi sicuramente diciamo non rientra tanto proprio nella nostra mentalità quella di ammettere che una catastrofe naturale possa verificarsi proprio durante, no, la nostra vita, e quindi in questo senso tendiamo un po' a rimuovere questa possibilità. D'altra parte negli Stati Uniti, in California specialmente, c'è anche un'assicurazione obbligatoria che deve essere fatta sugli edifici. Questo per esempio da noi ancora non c'è, potrebbe essere senz'altro un incentivo a essere più attenti a questa problematica, a curare di più a fare più attenzione a questi criteri, perché ecco, io credo che così come no, abbiamo iniziato a portare il casco per andare in motorino, cosa che negli anni 80 non era così scontata, e possiamo fare lo stesso per la messa in sicurezza antisismica delle nostre case. Anche perché, lo vediamo adesso con la grafica che ci ha fornito l'ingegnere Bosco, come capita spesso, prevenire è meglio che curare, ed è vero che l'adeguamento sismico ha dei costi altissimi, ma altrettanti ne ha gli interventi poi di ripristino. Se possiamo vedere, vediamo il costo dei terremoti italiani è salito a 145 miliardi con un picco nell'anno 76. Con un picco relativo al terremoto dell'Irpinia. Nell'80, sì. Ecco. Sostanzialmente quello che sostengo io è questo: queste fondi sono state utilizzate per riparare gli edifici, le infrastrutture, però non ci hanno restituito né i morti né il disagio subito per tanti anni dalle popolazioni. Allora prevenire è meglio che curare. Io ho provato a fare una valutazione di quello che potrebbe essere il costo in un bacino di 2 milioni di abitanti come potrebbe essere quello del sud-est della Sicilia, interessato dal faglia Iblea maltese, e quello che potrebbe riprodurre. Lo riprodurrà, speriamo più tardi possibile, diciamo, questo è sicuro. Che costi ci... Diciamo, in un'azione, diversamente da come diceva l'ingegnere Cocina, ventennale, potrebbe essere anche trentennale, però io preferisco, diciamo, darsi questo termine. E allora sostanzialmente nell'arco di un ventennio questi 2 milioni di abitanti potrebbero essere messi in sicurezza per la loro abitazione, quelle che ne hanno bisogno, con un intervento di circa 750 milioni l'anno, e ho messo anche quello delle scuole 150 milioni l'anno, per un bacino di 2 milioni di abitanti. Questo significa quasi 1 miliardo l'anno per 20 anni, 20 miliardi. Per arrivare a quelle somme che ci sono là si potrebbero individuare 6-7 aree di massima pericolosità e operare in queste aree. Ma come si deve operare? Io ho detto che l'intervento, per essere efficace, deve basarsi su 3 elementi importanti: intervento statale, intervento amministrazione locali e sensibilizzazione dei cittadini. L'intervento statale è quello che già abbiamo visto con i sistemi delle detrazioni fiscali, che però devono essere accompagnate anche da convenzioni con banche, in maniera tale che gli interessi che devono pagare i cittadini devono essere bassi. Le amministrazioni locali come possono intervenire? Ad esempio, visto che non hanno soldi di solito. No, questo diciamo attraverso la costruzione o il recupero di social house. Cioè, cosa intendo? Quando c'è un intervento all'interno di un'abitazione, di un condominio, ci sono momenti di grande disagio, e allora i meno abbienti dovrebbero avere la possibilità di essere ospitati in queste strutture.
inserimento nei regolamenti edilizi comunali di dispositivi che prevedono incentivi o riduzioni di oneri per chi esegue interventi, nonché nel caso estremo della necessità di demolizione e ricostruzione la premialità volumetrica. Poi occorre anche che, ad esempio, così come avviene per le classi energetiche, negli atti notarili venga riconosciuto la classe di resistenza sismica di un edificio. Terzo pilastro, sensibilizzazione dei cittadini. Io in questi anni ho operato anche attraverso club service a illustrare nelle scuole che cos'è il rischio, la pericolosità e cosa si può fare. E questo è uno dei passaggi sicuramente più importanti, quello delle scuole e quindi dei più giovani. Noi però ci dobbiamo fermare qualche secondo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare ancora di prevenzione sismica. Ed eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando di prevenzione sismica. Sentiamo un'altra dichiarazione del direttore della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina. In Sicilia si cominciano a costruire edifici antisismici da cominciare dall'82, data in cui viene classificata sismica. Devo dire il vero che nella provincia di Messina e provincia si costruisce in modo antisismico sin dal terremoto del 1908. A quanto ammonta questo patrimonio, diciamo, edilizio a norma? 10-15%, quindi possiamo dire che gran parte della popolazione siciliana è esposta al rischio sismico. Non possiamo prevedere data e ora dei terremoti, località, però sappiamo che un terremoto succederà. La Sicilia orientale ha una probabilità di accadimento di terremoti severi abbastanza considerevole, per cui nei prossimi 50 anni c'è ad esempio una buona probabilità. Quando dico buona probabilità dico già il 10% di probabilità che si verifichi un terremoto con un'accelerazione molto forte in quest'area. Ringrazio intanto la collega Adelaide Barbagallo che ha realizzato questa intervista. Dottoressa, torno da lei per questo ultimo commento. Allora, al di là della previsione dell'arco temporale, che siano 50 anni, come sta dicendo il dottore Cocina, 300, insomma, è chiaro che è una terra ad alto rischio sismico e che ci dobbiamo preparare. Quindi non è terrorismo quello che si fa, ma è proprio una cultura della prevenzione, no? Certo, è una cultura della prevenzione. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha 2 sezioni in Sicilia, una a Catania all'Osservatorio Etneo ed una a Palermo, ha diverse altre sedi. In tutte queste sedi vengono fatte sicuramente delle giornate di divulgazione, partecipiamo insieme alla Protezione Civile al progetto Io non rischio, dove sono spiegati tutti i rischi naturali, e ci interfacciamo moltissimo con le scuole perché è veramente importante formare i cittadini, i giovani cittadini alla consapevolezza del rischio, dei rischi naturali e in questo caso del rischio sismico. Ingegnere Bosco, diceva il dottore Cocina che solo il 10-15% del patrimonio edilizio può considerarsi sicuro e purtroppo è proprio così. Io sono leggermente più ottimista, diciamo, sul 20%. E quindi lei proprio prima mi diceva che io le avevo chiesto che cosa succederebbe in caso di terremoto e lei mi ha risposto dipende dall'ora. Ad esempio nelle scuole, diciamo, cioè se è un'ora in cui sono tutti a casa. Il mio terrore è per le scuole, perché le scuole hanno delle strutture particolari che hanno luci maggiori, sono più delicate. Se non sono state fatte antisismiche io ho grande preoccupazione. Però tutti gli edifici dall'82 in poi dovrebbero essere. Io guardo un'osservazione. L'attenzione e la sensibilità della popolazione ha dei picchi immediatamente dopo un terremoto e poi si smorza lentamente, però io dico che noi, se non vogliamo essere come gli struzzi che mettono la testa sottoterra, dobbiamo partire con un'azione bipartisan che non ha colore politico ma ha l'interesse della qualità della vita dei nostri cittadini, dei nostri figli e dei nostri nipoti, con un'azione seria di messa in sicurezza sismica che è la migliore prevenzione che possa realizzarsi. Non ci sono dubbi. Allora noi ci dobbiamo fermare. Ringrazio la dottoressa Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti.
Grazie. Grazie a voi. L'ingegnere Luigi Bosco, esperto di progettazione e di strutture antisismiche, ma vi lascio con questo brevissimo spot realizzato dalla Protezione Civile che ce l'ha dato in prestito proprio nel senso della prevenzione e della cultura antisismica. In caso di terremoto è importante non perdere la calma. Meglio non uscire subito di casa e attendere la fine delle scosse, trovando un posto sicuro sotto cui ripararsi, ad esempio un tavolo robusto. Anche mettere in sicurezza l'abitazione è importante, sapere esattamente dove sono collocate le valvole del gas e dell'acqua e il contatore della luce, fissare alle pareti mobili e scaffali e non posizionare oggetti pesanti nei piani più alti.